Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui a San Mauro Pascoli, proprio dove c'è ancora la storica casa di Giovanni Pascoli, all'interno di Villa Torlonia, in occasione della festa della De Bagoin Malatora. Questo dovrebbe pronunciarsi più o meno così, ovvero la festa fondamentalmente del maiale, perché Bagoin in dialetto romagnolo significa appunto maiale. Ci sono molti modi di identificare il maiale, soprattutto dicendo porca troia, porca miseria, porco diavolo, insomma. Noi abbiamo scelto così, fra le varie figure, questa che è porca troia, che non manca mai all'appello, insomma, giusto per modi di dire. Andiamo col servizio, ma attenzione che questo servizio, oltre che conoscere in varie sfaccettature il maiale, abbiamo anche occasione di capire che gli incontri amorosi non accadono solamente in balere, in discoteche o ultimamente ai supermercati, ma addirittura anche all'interno di cimiteri. Non ci credi? Guarda il servizio. Allora siamo insieme ad Arlotti Guglielmo. Come andiamo oggi? Molto bene. Allora, questa festa, mi può dare la pronuncia giusta? Festa de Bagoin. E poi c'è anche il surrogato, Malatora, festa de Bagoin. Allora, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Io sono a parte dei dolci. Faccio i biscotti, tutti i tipi, ciambella, queste. Quindi le bagone è un biscotto, È un giusto? biscotto. È un biscotto e malatora cos'è? Viene bagnato? Cos'è? Viene bagnato da questo maiale, via. No, quindi insomma il maiale anche oggi protagonista Assoluto di questa festa. Perfetto, bene. Come si suol dire, del maiale non si butta via niente. Della maiala neanche il numero di telefono. No, neanche il numero. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie. Potremmo dire che la situazione è bollente. Bollente, molto. Fa un po' fatica. Allora, Bagoi, ma qua c'è anche della ciccia, c'è anche dei primi, c'è un po' di tutto. C'è tutto, primi, carne. Cosa proponete come cena questa sera? Ai ragazzi, qua il fumo sa. Guarda che te lo vedi qui. Siamo in piena versione gastronomica. Allora, questa sera cosa proponete? Un menù completo da partire dalle tagliatelle, poi c'è tutti i tipi di carne alla griglia, fino ad arrivare alle verdure. Quindi doverosamente cucina romagnola, giusto? Certo. Quindi che vino affianchiamo a questa cucina romagnola? Non lo so, dopo devi spostarti e chiedere più su. Allora faremo così, mi fa un saluto molto da Bagoi. Miseria. Abbiamo chiesto qual è il menù di questa sera e ce l'hanno detto, sono stati molto dettagliati, però non ci hanno saputo indicare quale vino accostare a questa cena. Sangiovese puro di Romagna. Sicuro, eh? Sicuro. Se ci mettessimo l'Ambrusco, no? L'Ambrusco lo bevono a Bologna, noi in Romagna beviamo il Sangiovese. Ok, perfetto, quindi dal baffo più bello della Romagna il Ecco. consiglio è Sangiovese. Sangiovese. Grazie. Non dei colli del Rubicone come fanno quelli di Faenza, ma proprio del Rubicone. Quindi mettiamo proprio la trincea, no? Quindi... Siamo molto campanilisti. Allora, da dove a dove si può bere il buon Sangiovese da voi? Buon Sangiovese partendo da Soliano fino al mare. Ok, perfetto. Seguendo il Rubicone, Savignano, Gatteo, San Mauro Quindi Pascoli. seguendo il fiume, Sì. così vi dà anche la dritta, se bevete troppo sapete l'indicazione giusta. Sì, così arriviamo al mare, andiamo a fare il bagno, dopo averci ubriacati. Ma sei fantastico, grazie. Prego. Mi raccomando, non cuccare troppo questa sera. Cuccare, vieni qui che facciamo 80 kg di tagliatelle, vedi te cosa cucchi dopo. Il Bagoi, non l'avete preso il Bagoi? È tutto Bagoin qui. Tutto Bagoi. Tutto Bagoin. Non ho capito. Alla faccia della dieta. Sì, ma quando ci va, ci va. Poi tra l'altro vedo che voi avete fatto un mix, cioè Sangiovese e birra. Sì, perché noi siamo tradizionalisti, ma ci piace anche innovare ogni tanto. È giusto, quindi diciamo che il Bagoi sta bene anche con la birra. Sì, benissimo, infatti l'ho presa io. Perfetto. Complimenti, siete una bellissima famiglia, buona serata. Grazie, grazie. Allora, siamo qua con questa bellissima coppia, come vi chiamate? Lilli, Renzo. Renzo, siete sposati? siamo due vedovi. Due vedovi. Due vedovi che ci siamo messi insieme. Oh, che bello, questa è una bellissima notizia. Dato dalla storia. La nostra storia, Ma noi abbiamo molto tempo, potremmo ascoltarla. Facciamo un sunto, quindi vi siete trovati dopo una grossa delusione. ci siamo trovati dopo da vedovi tutti e due. Siamo due vedovi, siamo incontrati dopo 45 anni che non ci vedevamo più. Ci siamo incontrati al cimitero e lui mi dice, io sono vedovo anch'io, sai? Io vedovo anch'io. Siamo usciti a mangiare una pizza, dal di lì ci siamo trovati che stavamo bene insieme. Ci Ma facciamo che bello! compagnia. Cioè,
diciamo così, nella tristezza dell'evento, però è arrivata la felicità in un funesto evento di incontro. Bene, quindi vi siete incontrati ed è scoppiato l'amore. Sì, dai, stiamo bene insieme, sono già 8 anni che stiamo insieme. È bella donna, complimenti. Allora, senta, ma lei ha mai detto con lui sei un bagoin? No, non mi permetterei mai, no. Assolutamente, no. Non è un'offesa perché il romagnolo, No, non gliel'ho mai detto, no. Bene. Non ci penso neanche. Perfetto, siete una bella coppia, grazie e buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, siete impegnatissime qui a proporre le cose della vostra azienda. Sì, Come si chiama? azienda agricola I Casetti. Bene, allora, parliamo di roba a chilometro meno che zero, giusto? Sì. Quindi fate tutto voi, carne. Sì, sì. Ai romagnoli piace questa... Certo, tantissimo. È mio nipote che comunque, avendo l'azienda, lavorano tantissimo perché gli piace, è molto giovane, però vede che veramente è una cosa che la gente piace, mangiare genuino e naturale. Bisogna ritornare alle origini. Poi tra l'altro mi dovete spiegare da dove arriva questa carica che avete, che batte le vendemmie. Anche perché non siamo più giovanissime, però col fatto che vediamo le persone che vengono, che hanno piacere di mangiare, stare in compagnia e assaggiare i nostri prodotti, a noi questa cosa ci fa piacere. Bene, perfetto, mi fate un bel sorriso allora ai nostri amici in questo momento? Grazie, buonasera a tutti, buon proseguimento. Grazie. Allora, siamo qui a Solorolo in occasione della fiera, della sagra, della polenta, bisò e sabadò, però abbiamo bisogno della pronuncia romagnola, me lo può dire lei come si dice? Scusi. Come si dice? Sabadò, sembra quasi una cosa brasiliana, in realtà invece è un dolce, giusto? Sì. Allora, mi può dire esattamente la pronuncia romagnola? Non fanno male. La cadenza non è sicuramente la stessa, grazie. Allora, insomma, questo evento che ormai è tantissimi anni che si realizza all'interno di questa bella cittadina di Solorolo ci dà la possibilità di mangiare questi dolci particolari imbevuti nel vino e poi insomma c'è anche una sorta di gemellaggio con alcuni ragazzi o ex ragazzi del Val d'Aosta, insomma, per nutrire maggiormente l'eccellenza enogastronomica in questo fine settimana. Segui il servizio. Allora, siamo insieme al presidente, la signora Rita Bacchilega. Sì, esatto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non si sa esattamente quando è iniziato questa vostra bella iniziativa, però sappiamo che sono almeno 30 anni. Sì, senz'altro, perché questa iniziativa veniva fatta prima dai cacciatori che facevano solo una giornata. Poi dopo piano piano loro hanno iniziato a smettere allora la Proloco era già lì, era già attiva e ha accettato di subentrare al loro posto. Ecco. Esatto, diciamo che sono subentrati i vegetariani, per cui no, in battuta. Allora, la particolarità è che voi avete la polenta, bisò e sabadò, giusto? Sì, allora siamo partiti solamente con la polenta e bisò all'inizio, poi dopo perché facevamo la sagra dei sabadoni, la facevamo a novembre. E poi dopo, visto che i tempi erano un po' diversi, prendevamo sempre in altre feste, allora abbiamo cercato di far coincidere le due cose, abbiamo portato i sabadoni alla stessa festa della polenta e bisò. E questa diciamo è una eccellenza di Solarolo, giusto? Di questa zona? Sì, direi che come li facciamo noi è una cosa particolare nostra, magari li fanno anche da altre parti qui da noi perché li fanno dappertutto, però sono diversi, ecco, cioè noi li facciamo in un modo, altri li fanno in un altro modo. Al di là di questa iniziativa, all'interno c'è anche la possibilità di mangiare veramente cassareccio romagnolo. Sì, noi abbiamo il menù tutto romagnolo, diciamo, però abbiamo anche i gemelli valdostani che portano anche le loro qualità, insomma, il loro cibo particolare della Val d'Aosta. Esatto, gemelli diversi che aiutano l'eccellenza italiana a crescere. Sì. Bene, allora vogliamo ricordare qualche altro evento importante qui a Solarolo? Sì, abbiamo la festa dell'Ascensione che viene fatta dal 10 al 14 di maggio e poi abbiamo la festa della birra che è l'Oktoberfest che viene fatta dal 20, 21 e 22 di settembre. Adesso non mi ricordo bene le date. Poi magari andiamo a sbirciare sul sito. Mi sembra che sì, perché è il giovedì, venerdì e sabato in settembre, quindi mi sembra che sia 20, 21 e 22. Bene, perfetto, Presidente, io la ringrazio, naturalmente buona festa. Niente, grazie, anche a voi, grazie di tutto. Allora, qui a Solarolo c'è un sodalizio che dura da quanto tempo? A 23 anni. Lei si chiama? Franco. Allora, voi venite dalla Valle d'Aosta, che Valle se d'Aosta, uno sì. dovesse guardarvi dalla Sicilia dice dalla Valle d'Aosta. Dalla Valle d'Aosta. Siete italiani voi, vero? Sì. Però avete tradizioni, usi e costumi molto diversi. Sì.
Infatti voi in questa occasione siete qui, adesso mi abbasso perché abbiamo, sembra quasi uno di quei saggi dall'alta montagna. Cosa proponete qui col gemellaggio insieme agli amici di Solarolo? Ma noi facciamo il nostro abituale mangiare che facciamo in Valle d'Aosta. E sarebbe? La polenta. Però avete Polenta concia. una particolarità, infatti io volevo approfondire questa polenta concia che è una cosa particolare chiedendo al più giovane della truppa, allora in cosa consiste questa polenta? Allora, la polenta concia consiste la polenta scondita messa nelle teglie con prosciutto cotto, ragù, fontina, un altro strato di polenta e di nuovo fontina sopra con 2 noci di burro sopra. Mamma mia, ma è spettacolare questa cosa, anche direi quasi, quasi dietetica. Sì, quella cioè è un mangiare completo. Diciamo che dopo una porzione di questo tipo uno per una settimanina. Sì. Al primo e secondo tutto assieme. Vabbè, bellissimo, bellissimo, saremo anche curiosi di assaporare questa vostra cucina, grazie di questo gemellaggio, portiamo sempre avanti queste nostre eccellenze italiane. Mi vuole fare un saluto valdostano? Salut a tutti, les amis. Beh, vedi, quasi Valdoteo. Si è capito quasi niente, però insomma, va bene, grazie. Buon proseguo. C'è il giovane lì anche che è un po' esperto. È più esperto, ma parla italiano questo giovane. Certo, sì. E dal cuore di questa sagra, ovvero dalla cucina, un grosso saluto per tutti quanti voi. E la mano dov'è? Ciao! Sono più bravi a cucinare che a salutare, sicuro. A Breganze, Carrozzeria Nuova Gasparoni è in grado di offrire ai propri clienti un servizio completo nella riparazione, manutenzione e la cura della propria autovettura. Club di Più, da oltre 20 anni, offre molte opportunità di incontro per conoscere nuovi amici, ricostruirsi un affetto, formare una famiglia. Prenotati per la prossima festa dei single. Guarda foto e annunci al sito clubdipiù.com. Tutti abbiamo diritto alla felicità. Ad Albigna Sego, CITES, la mia casa è sicura ovunque io sia. La tengo sempre sotto controllo. Con un semplice gesto chiudo e metto in sicurezza la mia abitazione. E grazie alle telecamere so sempre quello che succede a casa mia. A Vittorio Veneto, Centro Estetico Livia, da oltre 30 anni propone massaggi e una serie di trattamenti innovativi per viso e corpo, in un ambiente esclusivo, con esperienza e competenza. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Fabio Dall'Olio, Onoranze Funebri, serietà e competenza dal 1972. Sapori di casa. Supermercato Crai, a Montebelluna e Onigo di Pederroba. Ti accoglie in un ambiente di qualità, freschezza e cortesia. Provare per credere. Tecno Allarmi Sistemi, leader negli impianti di sicurezza, TVCC, incendio, gas, automazione, edifici in ambiente sanitario, forze armate, alberghiero. Tutti in piazza!